Per Via Vai TV Online questa sera abbiamo qui con noi il presidente dell'associazione Futura che per Schio sta svolgendo un lavoro molto importante. Infatti questa sera qui al Teatro dei Salesiani avremo un ospite veramente d'eccezione, una persona quasi fuori dal comune direi, che è Don Andrea Gallo. Allora Vasco, innanzitutto di cosa si occupa la vostra associazione? Futura è nata ufficialmente a gennaio del 2009, però ha avuto un periodo di elaborazione dalla primavera del 2008. È composta da un gruppo di fondatori di una trentina di persone che quasi tutte sono addirittura senza tessera di partito e quindi, non avendo nessuna tessera, non hanno nessuna preclusione verso nessuno, e questo è un buon viatico per idee, per proporre, per analisi e così via. Futura quindi in questo periodo si è proposta come momento culturale, come circolo culturale che intende promuovere a tutto campo un dibattito nelle nostre città, un dibattito culturale naturalmente, politico ma anche sociale. E quindi un momento di elaborazione di idee e soprattutto c'è una gioiosità in tutte queste persone che lavorano all'interno di Futura, perché è uno spirito veramente di fratellanza, di cordialità, di piacevolezza nell'operare verso i nostri concittadini, verso i nostri cittadini. Quindi persone animate da un profondo senso civico e in questo momento, voglio dire, è molto importante avere questo tipo di sentimento. E tutte questi nostri associati, queste nostre persone che ruotano attorno a Futura hanno esperienze, le più diverse esperienze, dall'esperienza culturale all'esperienza imprenditoriale, all'esperienza, varie esperienze professionali. Ognuno contribuisce proprio con le sue capacità verso il campo in cui lavora, con una elaborazione di idee, quindi di progetti. Bene, è una cosa veramente molto bella e meritevole, che la vostra associazione immagino sia aperta anche a chi volesse iscriversi o contattarvi, quindi avete un recapito internet piuttosto che Facebook, ce li vuole ricordare? Sì, noi quando ho parlato prima di una trentina di persone erano naturalmente quelle persone che hanno fondato, soci fondatori, poi si sono avvicinate molte altre persone e attualmente abbiamo un giro attorno alle 80, 100, 80 persone. E abbiamo il nostro sito www.futura-schio.it o info@futura-schio.it. Bene, quindi per qualsiasi contatto si fa riferimento a questo. E quindi quale sarà allora, se avete già organizzato naturalmente, il prossimo incontro? Noi stiamo elaborando anche tutta una serie di altre idee e proposte da portare alla nostra città nel merito relative alla partecipazione attiva dei nostri cittadini verso scelte che devono essere condivise anche con l'amministrazione, quindi un grande dibattito. Per esempio, faccio l'esempio, il centro storico che abbiamo come Futura sollecitato attraverso un percorso di partecipazione. Molto bene, allora adesso seguiremo la conferenza con Don Andrea Gallo naturalmente, ringraziamo Vasco Bicego e continuate così perché è un lavoro davvero bello. Grazie molte, grazie anche a voi.